contraria alla ripresa lunedì dopo i presidi che chiedono a Draghi la DAD fino al 31 gennaio. Appello dell'Ordine dei Medici per posticipare l'inizio. Zaia sarà caos. Il decreto prevede un numero di testing impossibile da effettuare. 150.000 i veneti over 50 che dovranno vaccinarsi per effetto del decreto. Accesso libero in tutte le ULSS per favorire l'immunizzazione. Partita da Venezia una marcia di Novax contro l'obbligo imposto dal governo. Potrebbe non essere una missiva partita dal Veneto e non essere collegata ai movimenti Novax padovani, così il questore di Padova sulla lettera con proiettile indirizzata all'immunologa. Stamane al Lido commozione e lacrime per i funerali della più giovane vittima di Covid in Veneto, palloncini bianchi per la piccola Laura, il parroco. Siamo uniti in questo momento di dolore. Svolta per i 600 lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala, ritirata la decisione della multinazionale svizzera di chiudere lo stabilimento, l'annuncio dell'amministratore delegato al termine dell'incontro convocato al Mise. Procedimento disciplinare per l'europarlamentare trevigiano che ha attaccato Salvini definendo insostenibile la sua ambiguità sui vaccini. Lo storico esponente del Carroccio rischia l'espulsione, deciderà il federale. Indignazione sui social per le immagini dei segni di sciatori sulla neve fresca depositata sul sacrario di Cima Grappa. Non c'è rispetto per un luogo sacro della memoria. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano il punto stampa del presidente Zaia questa mattina, che ha disegnato il quadro aggiornato sul fronte contagi e ospedalizzazioni. Sono 1680 i pazienti Covid ricoverati in questo momento in Veneto. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 19%, al 20% in area medica. Ma Zaia poi si è soffermato anche su alcuni dei punti introdotti dal nuovo decreto del governo a partire dalle scuole. Il problema grosso non è l'apertura della scuola, è la gestione di tutto quello che è la fase di testing e di screening, che è una roba paurosa, cioè ai genitori diciamo già che noi non siamo in grado di affrontarla. Lapidario il commento del presidente del Veneto Zaia sulla riapertura delle scuole, in programma il 10 gennaio con le nuove regole introdotte dall'ultimo decreto del governo. Da lunedì alcune scuole riapriranno, altre saranno in DAD, dice il governatore. Il caos dettato da un decreto che comunque impone delle fasi di testing che sono insostenibili. Pensate che c'è una fase di testing nelle primarie che prevede il T0 e il T5. Cosa vuol dire? Il giorno dell'avvenuto contatto il primo tampone, poi a 5 giorni un altro tampone. Al coro di voci che chiede di rinviare l'apertura delle scuole si aggiunge ora anche il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che propone di posticipare la ripresa in presenza delle lezioni recuperando poi a giugno. Nei giorni scorsi era stato un gruppo di presidi italiani, attraverso una lettera indirizzata al governo, a chiedere che dopo le vacanze di Natale si riprendesse con la didattica a distanza fino alla fine di gennaio. E a quelle famiglie che in tal senso vorrebbero un intervento del presidente della regione, Zaia risponde così. Se oggi prendessi la decisione di aprire le scuole, di chiudere le scuole, dovrei avere un supporto scientifico che va ad avvalorare che tutto quello che è stato deciso a livello nazionale per il Veneto non vale. Al momento non c'è. C'è una marea di genitori che ci chiamano per dire di non chiudere le scuole. Per il governatore, con gli attuali numeri dei contagi è necessario rivedere le procedure. Sia doveroso pensare di modificare la definizione di caso e cominciare ad avere un altro e diverso atteggiamento rispetto a coloro che sono asintomatici positivi. Intanto ci sono due novità sul fronte vaccinazioni. La prima si rivolge ai 150.000 over 50 non immunizzati coinvolti nel nuovo decreto che prevede per questa fascia d'età l'obbligo vaccinale e per chi lavora l'obbligo di Super Green Pass. Avranno la possibilità o di prenotarsi, e ci sono slot liberi nelle agende vaccinali in tutte le aziende, oppure di approfittare dell'accesso libero già da oggi. La seconda novità riguarda invece la campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Domenica c'è un Open Day dedicato a questa fascia di età con accesso diretto in tutto il Veneto. Presente in conferenza stampa insieme al governatore Zaia anche la professoressa Tacconelli, direttrice delle malattie infettive di Verona, che ha parlato della nuova pillola anti-Covid, ma poi ha detto che bisogna ricalibrare le decisioni politiche in base alla nuova situazione epidemiologica e a rivedere, come ha detto tra l'altro, lo avete sentito il presidente Zaia, il concetto di caso alla luce anche dell'elevato numero di vaccinati.
Abbiamo sicuramente da alcuni giorni la possibilità di trattamento per via orale con una compressa che viene somministrata 2 volte al giorno per 5 giorni, 4 compresse 2 volte al giorno per 5 giorni, e che però è indicata solo a pazienti che hanno dei fattori di rischio per un Covid severo. Questo è molto importante ricordarlo, è lo stesso gruppo di pazienti che aveva diritto alla terapia con gli anticorpi monoclonali. È l'ultima frontiera nel trattamento del Covid, una compressa arrivata ieri nelle farmacie degli ospedali veneti e oggi a disposizione dei medici. Rispetto solo a pochi mesi fa sono ora 5 le diverse terapie utilizzate nel trattamento della malattia, 3 anticorpi monoclonali, un farmaco endovenoso e la pillola. In arrivo anche un nuovo anticorpo monoclonale a durata prolungata. Invece di una durata nel sangue di circa 3 mesi ha una durata di 1 anno. Questo anticorpo potrebbe essere essenziale per i soggetti che non rispondono al vaccino o per quelli che non si sono potuti o non si sono voluti vaccinare. E a proposito di terapie, il membro del CTS regionale interviene sulla discussione intorno all'ivermectina, farmaco che spesso i pazienti Covid e Novax utilizzano per curarsi a casa. Ci sono alcune terapie come l'ivermectina, l'azitromicina, l'idrossiclorochina, che studi hanno dimostrato che sono inutili se non addirittura dannosi. Io non posso rispondere a un mio paziente che non in questo modo. E credo che il paziente debba pretendere dal proprio medico una spiegazione scientifica di ogni consiglio che gli venga dato. Importanti le indicazioni che la professoressa Tacconelli dà per il trattamento dei pazienti. Se si hanno dei fattori di rischio per una malattia grave e non si è vaccinati, è davvero essenziale che si esegua un tampone il più rapidamente possibile e sicuramente entro 5 giorni. In questo caso c'è la possibilità di trattare la malattia precocemente e ridurre il rischio di ospedalizzazione. La persona che non ha fattori di rischio ed è vaccinata può serenamente rimanere al proprio domicilio e trattare i sintomi come una normalissima sindrome influenzale, con l'unica accortezza, se possibile, di avere un saturimetro a disposizione. Per la direttrice delle malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Verona è essenziale calibrare le decisioni sul nuovo profilo epidemiologico della malattia. Non è pensabile che la definizione di caso rimanga la stessa. Se io continuo a considerare importante il numero di positivi sui tamponi effettuati, in questo numero di positivi ho un numero enorme di asintomatici vaccinati che in realtà non hanno nessun impatto sulla sanità pubblica. Tutto questo in uno scenario epidemiologico completamente cambiato. Io vedo una malattia nettamente diversa, Omicron, e ha una forma nel vaccinato fondamentalmente simile influenzale. Vedo una malattia Covid nel vaccinato che è completamente diversa da quella che vedevo 8 mesi fa. Continuo però a vedere pazienti non vaccinati che acquisiscono la variante Delta e vedo lo stesso identico quadro che vedevo 9 mesi fa. Veniamo ora al nuovo decreto del governo approvato il 5 gennaio e che introduce l'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50 che nella sola Marca Trevigiana riguarda migliaia di lavoratori. A rischio, spiegano sindacati e categorie, c'è l'operatività delle piccole aziende, preoccupa poi il settore edile. Nelle piccole realtà basta che si pregiudichi l'entrata al lavoro di 1 o 2 dipendenti, le piccole realtà che hanno pochi numeri ovviamente perdono una forte capacità lavorativa e produttiva. Potrebbero essere soprattutto le piccole aziende, artigiane in primis, ad avere i maggiori contraccolpi in vista dell'introduzione dell'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50. Alcuni settori preoccupano più di altri. Penso ad esempio al settore dell'edilizia, dove ci sono tanti lavoratori che provengono dall'Europa dell'Est e che statisticamente sono quelli che sono un po' più diffidenti verso la vaccinazione. E posso pensare, visto anche i numeri esigui normalmente dei lavoratori dentro le imprese, che in diverse possono andare in difficoltà. Meglio sarebbe stato per il sindacato un'estensione generalizzata dell'obbligo vaccinale, in modo da evitare ulteriori divisioni del tessuto sociale, posizione peraltro condivisa dalle categorie economiche, dove in pericolo è il fattore esperienza. È possibile che questo limite dei 50 anni vada
ad avere effetti proprio per le figure professionali più specializzate, diciamo così, perché l'esperienza di un lavoratore sopra i 50 anni, soprattutto per alcune lavorazioni o gestioni di macchine sofisticate, è quella che fa la differenza. Solo nella Marca trevigiana l'obbligatorietà del Super Green Pass riguarda un numero considerevole di lavoratori. Io credo che ci avvicineremo a qualche migliaio. Per la CGIL gli irriducibili vanno avvicinati e ascoltati, e questo al di là del limite dei 50 anni. Uno può essere riducibile a 49 anni e 11 mesi come a 50 anni e un mese, per cui che differenza fa? E c'è proprio l'obbligo di vaccinazione di Super Green Pass per gli over 50 al centro della manifestazione Novax, che dovrebbe arrivare fino a Roma, proposta dall'ex magistrato triestino Paolo Sceusa, partita da Dolo in provincia di Venezia e arrivata ai confini con la provincia di Padova, ma qui i manifestanti hanno trovato la polizia. Forza, forza, ci si sveglia! Si può? Non è difficile, buongiorno a tutti, svegliatevi! Svegliatevi chi guarda sto video, si deve reagire alle ingiustizie, si deve smettere di fare queste cose. Reagisce così una dei partecipanti alla Marcia per le Libertà, iniziativa dell'ex magistrato triestino Paolo Sceusa, dopo che la polizia padovana l'ha fermata all'altezza del Lungargine Rovetta, nella periferia della città del Santo. Come noi, la gente come noi non molla mai. In circa un centinaio, tra loro anche il portuale triestino Stefano Puzzer, sono partiti questa mattina da Dolo nel Veneziano per una marcia che dovrebbe arrivare a Roma. Una marcia, non una manifestazione o un corteo, espediente linguistico che però il questore di Padova Antonio Sbordone ha ritenuto superfluo, mandando uomini e mezzi per disperdere i manifestanti. Gli uomini della questura hanno intercettato i marcianti prima al confine tra Noventa Padovana e Stra, identificandone 20. I camminatori si sono poi sparpagliati per ricomporsi prima di percorrere il percorso arginale a Noventa Padovana. In zona industriale un'ulteriore parcellizzazione fino al blocco di Lungargine Rovetta. In tutto circa una trentina di partecipanti sono stati identificati. La loro posizione e quella dell'organizzatore sono ora al vaglio delle forze dell'ordine per la violazione delle norme anti-Covid. In una decina sono arrivati poi nella zona di Prato della Valle. Domani riprenderà la marcia in direzione Vicenza. Torniamo a parlare delle minacce dei Novax all'immunologa Viola. Parla oggi il questore di Padova, Antonio Sbordone, che assicura che le indagini per risalire agli autori dell'intimidazione si muovono ad ampio raggio, anche fuori Regione Veneto. Non è detto che le minacce alla professoressa Viola provengono da questo mondo padovano, assolutamente non è detto. E comunque c'è da aspettarsi che in un momento di crisi del movimento Novax dovuto a tanti fattori, qualche testa calda dia luogo ad azioni che sono tutt'altro che pacifiche, appunto, anzi sono espressioni di una violenza assurda. Non si esclude nessuna pista per quanto riguarda le minacce ricevute dalla dottoressa Antonella Viola, immunologa e direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, che in questi mesi si è spesa anche a favore della vaccinazione dei bimbi più piccoli. Nella lettera contenente un proiettile si è fatto appunto riferimento alle vaccinazioni pediatriche, una deriva violenta che ha spinto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a garantire una scorta alla dottoressa. L'episodio di minacce gravi, tali bisogna considerarle, ha indotto a una valutazione di grande cautela, che si traduce appunto in un servizio di scorta per la dottoressa Viola e anche una vigilanza in alcune sedi che naturalmente sono interessate alla presenza della professoressa.
I carabinieri stanno indagando sulla provenienza e sulla matrice della lettera, che potrebbe essere stata spedita anche da fuori regione. In questi mesi di manifestazioni contro il certificato verde, il dialogo tra questura e attivisti ha permesso che cortei e sit-in non sfociassero in violenza. Le indagini faranno il loro corso, le conducono i carabinieri con la Procura della Repubblica chiaramente, e speriamo di venirne a capo, di assicurare appunto i responsabili alla giustizia in modo veloce, perché sarebbe importante. Immensa commozione questa mattina al Lido di Venezia, dove si sono celebrati i funerali di Laura, la bimba di 3 anni, prima vittima Covid in età pediatrica in Veneto. Continua intanto la raccolta fondi per dare un piccolo segno di vicinanza concreta alla famiglia della piccola. Palloncini bianchi hanno spiccato il volo per ricordare la piccola Laura. Così è stata salutata questa mattina Laura Condrea, un angelo di appena 3 anni volato in cielo, come hanno ricordato gli amici presenti al funerale, prima vittima di Covid in Veneto in età pediatrica. La bimba, di origine moldava, è morta la notte di Natale all'ospedale di Padova ed era affetta da una grave malattia degenerativa. I funerali sono stati ospitati nella chiesa di Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia. La famiglia per il funerale ha scelto il giorno del Natale ortodosso, che si celebra proprio oggi, proprio per portare in questo momento di grande dolore, portato sempre e comunque con dignità e esempio di attaccamento alla famiglia, un segno di speranza. Le limitazioni imposte dal Covid non hanno impedito in molti modi una partecipazione molto sentita fino al piazzale esterno della chiesa. Di grande dolore ha parlato padre Dimitri nell'omelia, facendo poi riferimento al senso di comunità moldava per riuscire a stare uniti e essere vicini alla famiglia in questo momento. Una tragedia che ha colpito non solo la comunità moldava di Venezia, ma tutta l'isola, che in tanti modi ha cercato di far sentire in queste ore la sua vicinanza. Dopo la celebrazione, il piccolo feretro in una bara bianca è stato accompagnato al cimitero di San Nicolò per la sepoltura. Prosegue intanto la raccolta fondi promossa in forma anonima e intitolata Reali di Laura, che continuerà fino a lunedì 10 gennaio per portare un segno di vicinanza concreta alla famiglia. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con una buona notizia per il mondo dell'occupazione veneta e veneziana. È stata infatti ritirata la decisione della multinazionale svizzera Ronald di chiudere lo stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala, 800 tra occupati diretti e indiretti nel settore dell'automotive coinvolti. Al momento quindi non ci sarà nessuna delocalizzazione della produzione come annunciato. Lo ha comunicato l'amministratore delegato del gruppo questo pomeriggio al termine dell'incontro in videoconferenza convocato dalla Mise per l'avvertenza. Ora si potrà aprire una trattativa vera, affermano le segreterie FIOM, CGIL, nazionale e veneziana. Noi saremo vigili, il governo deve continuare a presidiare il tavolo e accompagnare questa fase delicata, il commento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. La politica adesso, acque agitate in casa Lega dopo le dichiarazioni dell'europarlamentare Gian Antonio D'Arè sulla posizione del partito in tema di vaccinazioni. Un'aperta critica al segretario Salvini che ha già innescato un procedimento disciplinare con possibile espulsione. Dire le cose che magari non vanno bene fa parte della dialettica politica e del confronto politico interno ed esterno. Una dialettica politica che ha portato un procedimento disciplinare con possibile espulsione a Tony D'Arè, che finirà davanti al Consiglio federale dopo le esternazioni sul Corriere della Sera. L'eurodeputato leghista dovrà infatti rispondere delle pesanti critiche mosse al partito e al segretario Salvini sulla posizione riguardante le vaccinazioni anti-Covid. Un'ambiguità che D'Arè non esita a definire ingiustificabile e adesso insostenibile
insostenibile metterebbe in luce una Lega romana contrapposta alla Lega dei territori. Una frattura ogni giorno sempre più netta, secondo Darè, che si ripercuote anche su altri fronti. L'esempio più lampante è la presa di posizione del sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte sui fondi per la rigenerazione urbana finiti quasi tutti al sud. Alle proteste, alla minaccia di portare sindaci a fascia a Roma non c'è stato alcun sostegno da parte del partito, registrando il silenzio assordante dei ministri e dei parlamentari leghisti. Politicamente Darè, come è già successo più volte, dà voce alla base leghista trevigiana e veneta. Un segnale chiaro di come l'uomo solo al comando non vada più bene a tutti, pronti a prendere, se occorre, altre strade, come ha fatto a suo tempo il sindaco di Verona Sboarina. Sicuramente l'uscita di Sboarina candidandosi e comunque aderendo al partito della Meloni ha creato qualche difficoltà e qualche imbarazzo all'interno del mondo della Lega, che lo ha sostenuto e soprattutto votato. Insomma, Darè, anche al prezzo dell'espulsione da quella Lega in cui milita da 40 anni, ha voluto lanciare un messaggio chiaro a Matteo Salvini, ma anche a chi all'interno del partito sta aspettando il cambiamento. O si ritorna a dare risposte ai territori, o c'è chi non ha paura di perdere nomine e candidature, pronto a rifondare la Lega, magari spostandola da via Bellerio alla Laguna. 750 milioni di euro all'anno da investire sul territorio. È partito da Treviso il nuovo corso del bollo auto in Veneto. Ci meritiamo l'autonomia fiscale, la rivendicazione. È partito da Treviso il nuovo corso del bollo auto in Veneto, di fatto l'unica tassa di carattere federalista, visto che il gettito complessivo di 750 milioni di euro finisce nel bilancio regionale. Sono fondamentali poi per il funzionamento della regione, essendo l'unica regione d'Italia tax free che non applica altre addizionali come tutte le altre regioni a statuto ordinario, e quindi per la nostra regione il bollo è fondamentale per avere quelle risorse per garantire i servizi che ogni anno la regione continua a dare ed implementare. Accanto agli sportelli delle città capoluogo come quello di Via Tognolo a Treviso sono state convenzionate ben 258 agenzie di pratiche auto. Da metà gennaio poi inizierà anche una campagna di comunicazione con l'obiettivo di diminuire gli oltre 800.000 avvisi che ogni anno vengono emessi dagli uffici della regione, in gran parte per semplice dimenticanza della scadenza tributaria, e questo, sottolinea Calzavara, in un territorio dall'alta fedeltà fiscale. Questo stereotipo del nord-est che evade non viene confermato dai fatti, anzi viene totalmente smentito. E anche il fatto che la regione del Veneto è il terzo ente in Italia per pagamenti digitali attraverso PagoPA. Per questo da Treviso Calzavara, con il collega al turismo Caner e il sindaco Mario Conte, rilanciano sull'autonomia fiscale e sulla necessità di una giusta ripartizione dei fondi nazionali e comunitari, non solo quelli del PNRR. Noi siamo letteralmente massacrati da questa situazione, continuiamo a versare miliardi di tasse all'anno e non riceviamo servizi. Questo è un dato di fatto. Dobbiamo tornare a riequilibrare quelle che sono le finanze di questo paese, perché altrimenti alcune regioni del sud continuano ad avere più risorse di quelle che in realtà riescono a spendere. Si torna a parlare di maleducazione, mancanza di rispetto per un luogo sacro come Cima Grappa, dove qualcuno si è divertito a sciare sulla neve fresca che si è depositata sul sacrario. Il Monte Grappa è ora una riserva della biodiversità dell'UNESCO, ma sembra che il nuovo status del massiccio non abbia cambiato l'atteggiamento di alcuni verso la storia di quei luoghi e il sacrificio di chi ha dato la vita per un ideale poco più di un secolo fa. Nelle scorse ore sono apparse sui social che trattano delle faccende del massiccio foto che segnalano inequivocabilmente l'uso di una parte del sacrario coperta dalla neve come rampa di discesa per sciatori. L'immagine ha fatto subito il giro del web ed è stata quindi rimossa, ma fra gli amanti della montagna si è accesa una fortissima polemica per quello che è solamente l'ultimo segno di una mancanza di rispetto per un luogo sacro. Solo qualche tempo fa qualcuno era stato fotografato mentre scendeva con lo snowboard dalla zona del sacrario e parecchie famiglie erano state allontanate in seguito dai militari perché avevano trasformato l'area in un parco giochi sulla neve. Per non parlare della sigaretta infilata dai soliti ignoti fra le dita del bambinello in braccio alla Madonnina di Cima Grappa. Insomma, il massiccio sarà anche una riserva dell'UNESCO e un luogo sacro dove riposano decine di migliaia di combattenti. Ma per quanto siano strette le maglie dell'educazione e del rispetto, qualche granello passa sempre ed è sempre un peccato.
È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Il weekend inizia in compagnia di un tempo stabile sul nostro territorio, dove sarà l'alta pressione a prevalere. Vediamo il dettaglio di sabato 8 gennaio. Sul Veneto bel tempo, la grafica ce lo mostra, sarà una giornata asciutta e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo per il passaggio di nubi alte, precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore lieve calo, minime sotto zero un po' dappertutto, massime comprese invece tra i 3 e i 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario, tanto sole dappertutto, non sono attese piogge, il cielo sarà limpido o con poche nubi sparse. Temperature minime, anche qui sotto zero dappertutto, massime sui 3-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, qualche addensamento ci sarà ma del tutto innocuo, per il resto ampio soleggiamento. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.